Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Siamo al Palazzetto dello Sport di Cervignano del Friuli per la nona di andata del campionato di Serie C regionale. Una sfida già delicata in chiave salvezza in campo. Il padrone di casa della Credi Friuli di coach Portelli contro la Metallica Tolmezzo di coach Piccottini. Cervignano maglia bianca, Tolmezzo e maglia blu. 2-2 il punteggio dopo i primi 30 secondi di partita. Andiamo a vedere i quintetti sul parquet. Tolmezzo va in attacco con il numero 10 Adami, il numero 8 Stefanutti, il numero 4 Tamigi, il numero 12 Matteo Cianciotta, che va al tiro adesso e sbaglia. Completa il quintetto Carnico il numero 13 Alessio Pappalardo, mentre Adami piazza la tripla frontale, la sbaglia, ma Pappalardo vola all'imbalzo offensivo e converte il tap-in del 4-2 per Tolmezzo. La Credi Friuli Cervignano va in attacco ora con il numero 4 Contin, il numero 15 Bartolini, il numero 13 Zucchetto, il numero 11 Vignuda. Completa il quintetto cervignanese, ovviamente il totem, l'istituzione Jacopo Sael di Just con il numero 20. Di Just è anche il capitano della formazione di Portelli, che va a caccia di un successo anche per risolvere un po' una situazione di classifica complicata. Vale anche per la Metallica Tolmezzo, che ha avuto poche soddisfazioni in questo inizio di campionato. Fallo. E rimessa in zona d'attacco per gli ospiti. Come al solito a Cervignano del Friuli la formazione è seguita da un più che discreto pubblico per essere un venerdì sera. Ormai un'istituzione la Credi Friuli. Adesso applaude anche la tripla dall'angolo di Contin, che manda per la prima volta in vantaggio, anzi no, però è stato dato da 2 il tiro, aveva il piede sull'arco dei 6,75, per cui parità a quota 4. Gli arbitri di questa partita sono i signori Penzo di Trieste e Cotugno di Udine. Penzo è qui l'arbitro di testa, Cotugno l'arbitro di coda in questa circostanza. Sbaglia Bartolini il jump dal gomito dell'area. Adesso quindi Tolmezzo può proporsi in zona d'attacco, potendo allungare. Ancora insiste la formazione Carnica, sbaglia però, e quindi al Contin piazza la transizione offensiva chiusa da un altro tiro, stavolta sì da 3 punti da parte di Zucchetto, e la Credi Friuli mette il naso avanti in classifica. La Metallica Tolmezzo ha 4 punti, frutto di 2 vittorie e 6 sconfitte, mentre la Credi Friuli Cervignano ha un solo successo a fronte di 6 sconfitte. Questo anticipo venerdì sera della nona di andata. Vi ricordo che potete seguire sul canale web www.fvgsportchannel.com le differite on demand del campionato di Serie C, e posso già anche annunciarvi una piccola ma importante novità per quanto riguarda FVG Sport Channel. Stiamo creando un nuovo palinsesto che sarà visibile anche sul canale 17, per cui sempre tanto sport. Nelle prossime settimane, dai primi di dicembre, si potrà seguire anche sul 17. Sintonizzate i decoder e i canali preferiti, in modo tale da non perdervi alcun tipo di programma dedicato allo sport che più vi piace.
In questa circostanza stiamo parlando di basket e applaudiamo l'entrata di Just per l'11-8, quindi break per i padroni di casa e tiro libero aggiuntivo per il capitano della Credi Friuli. A segno di Just, 12-8 punteggio, 4 minuti giocati nel primo periodo. Nonna di andata, campionato di Serie C regionale, in campo la Metallica Tolmezzo e maglia blu con Cianciotta che non vede varchi, allora chiama in causa Tamigi sul lato debole, Stefanuti in post basso contro Zucchetto. Taglio flash di Cianciotta, una bella azione per Tolmezzo, vanificata però dall'errore del giocatore Carnico. Poi riproposto in zona d'attacco la Credi Friuli con Vignuda, che l'anno scorso ha vinto il titolo per highlight man della stagione, avendo vinto e stravinto la classifica dei voti per i migliori canestri sul sito del Messaggero Veneto, nel filmato prodotto da FVG Sport Channel. Alza il quintetto Piccottini, manda in campo Fabianone Idelfonso con il numero 21 al posto di Pappalardo. Credo che lo spot sia quello, ma Idelfonso è un centro puro, mentre Pappalardo è più un giocatore multidimensionale. C'è un time out comunque chiesto da Piccottini sul punteggio di 12 Cervignano, 8 Tolmezzo a 5 minuti e 34 secondi al termine del primo quarto. Dopo time out sbaglia Cervignano e si può riproporre in zona d'attacco la Metallica Tolmezzo. 12-8 punteggio, 12 per i giocatori in maglia bianca in difesa, 8 per Tolmezzo in attacco in maglia blu. Gli arbitri sono Cotugno e Penzo, i coach sono Portelli e Piccottini e noi siamo in visione su FVG Sport Channel. Adami sul palleggio subisce il fallo di Contin. Primo fallo di squadra per la, anzi secondo fallo di squadra per la Credi Friuli, solo rimessa in zona d'attacco per la Metallica Tolmezzo. 5-17 al termine del primo periodo. Enna Stefanutti si incarica della rimessa, sempre difesa individuale per la Credi Friuli. Idelfonso potrebbe giocarsela con Di Just, infatti rincula verso canestro, poi mette in ritmo Stefanutti per la tripla aperta. Stefanutti spara una mattonata che si rivela più che altro un assist per Idelfonso. È andato a Anguille sul fiume Ausa di Just, non è riuscito a recuperare il rimbalzo e Idelfonso lo ha punito. -2 Tolmezzo, 12-10 punteggio. Credi Friuli adesso a zona 2-3, fronte pari. Se ne accorge Vignuda che spara subito la tripla frontale, sbaglia. Break Tolmezzino con Cianciotta. Che poi sfrutta l'occasione per i 12 pari, prova subito a rimettere punti tra Cervignano e Tolmezzo. Contin e piazza la tripla, cambia lato ma il risultato è sempre quello, 3 punti per Contin più 3 per la Credi Friuli. Altro errore, ma c'è un fallo. E un cambio per Portelli che richiama in panchina Contin e manda sul perché il numero 18 Zolat. Altro fallo appena entrato. Zolat neanche ha avuto il tempo di acclimatarsi col ritmo partita. Quarto fallo di squadra in un non nulla per la Credi Friuli, quindi esaurito il bonus per entrambe le formazioni. Mancano 4 minuti al termine del primo periodo. Adami, suo classico tiro, forse voleva il falletto. Zorat 4-4 si allontana dalla zona delle operazioni con lo sguardo di chi sa di aver fatto la marachella ma non vuole farsi scoprire. Adami peraltro non protesta più di tanto. Sempre 15-12 punteggio, 15 per chi attacca, 12 per chi difende. Vignuda. Zolat battezzato e Zolat dice: voi mi battezzate e io
piazzo l'alleluia da 3 punti che vale il +6, massimo vantaggio per la Credit Friuli. Non riesce il pick and roll centrale per la Metallica, allora Adami deve inventare dal palleggio, commette infrazione di passi perché gli si oscura di fronte alla vallata. Ricade col pallone in mano il numero 10 Tolmezzino e Piccottini diciamo, per usare un eufemismo, si lamenta un po' col suo giocatore, non essendo d'accordo con la sua scelta offensiva, e gli chiede di tornare in difesa. 18-12 il punteggio, +6 Cervignano. Zorat parte dal gomitolo dell'area, ma viene stoppato da Ildefonso, che arriva coi tempi giusti dal lato debole a copertura del canestro. Buono lo sforzo difensivo per la Metallica, ma il possesso è sempre della Credit Friuli. 3 minuti e 5 secondi al termine del primo periodo. Just, primo contegno a cui sfugge la maniglia. Adesso in zona d'attacco la ancora in attacco Cervignano dopo il tiro sbagliato. Ma vanificata l'azione offensiva della Credit Friuli da un'infrazione di Bartolini, bomber che non è ancora entrato in partita, ma ci attendiamo da lui giocate da protagonista in questo incontro. Punteggio sempre chiodato sul 18-12 a 2 minuti e 48 secondi al termine del primo periodo. Cambi per i due allenatori. Nella Metallica è entrato Francescatto col numero 5, nella Credit Friuli è entrato il numero 12 Mazza. Altro fischio da parte dell'arbitro Cottugno, che chiama il fallo a Bartolini. E siccome c'è il bonus, Francescatto si presenta in lunetta, ma sbaglia. Il primo tiro libero ne ha a disposizione. Ha segnato il primo tiro libero, segnato anche il secondo. Difesa anche aggressiva a tutto campo per la Metallica, in qualche modo di esperienza di Just riesce ad arrivare in zona d'attacco. Poi palleggio questo tiro di Just e come un piccolo, come una guardia, sa il di Just. Il fisico è quello del lottatore di sumo, ma la tecnica è invidiabile. E per il capitano cervignanese sono i punti che valgono il +6 per la formazione di Portelli. Adesso si impegna in difesa Tamigi, subisce un altro fallo da parte di Contin, arbitro Cottugno che non lascia passare neppure un sospiro. Contin va in lunetta con i tiri liberi, però siccome siamo in bonus già da un quarto d'ora, se cominciamo così nel primo periodo sarà lunghissima stasera. In lunetta con i tiri liberi Tamigi. Tamigi fissa dalla lunetta il 15-20, 2 minuti e 7 secondi al termine del primo quarto. Sempre difesa a tutto campo, zone press per Piccottini, che la Credit Friuli comunque attacca con il ritmo giusto. Zorat, altra tripla e altro canestro per il numero 18 della Credit Friuli, +8 per i padroni di casa, che stanno sfruttando in maniera efficace le lacune difensive sul lato debole, soprattutto della Metallica Tolmezzo. Adesso sbaglia l'iniziativa Andrea Londero, numero 15, maglia blu, ma anche la Metallica però non concretizza la
cioè la Credi Friuli non concretizza l'azione d'attacco. Ancora Londero da 3 punti, Stefanutti da 3 punti, tripla sbagliata dal numero 8. Mazza. Bartolini decide di iscriversi all'Efferto con la tripla. Thomas Bartolini, più 11 per la Credi Friuli, 26-15, e siamo già entrati nell'ultimo minuto del primo periodo. Così, consiglio per la difesa tolmezzina, non lasciamo troppo spazio a Bartolini, che è tiratore di razza. Ildefonso contro di Just, passaggio no look per Londero che attacca il canestro, mette in limbo Stefanutti, ma troppo tardi, erano già scaduti 24 secondi a disposizione di Tolmezzo, mentre Portelli manda in campo il numero 6 Sbicego al posto di Just, cui viene concesso qualche secondo di riposo extra, sfruttando anche la pausa tra primo e secondo quarto. Contin a canestro, sbaglia Contin, ma lì Ildefonso, la sagoma di Ildefonso quando si staglia mette in difficoltà chi vuole avvicinarsi al canestro. Zolat dall'angolo, tiro insetticida, ha ucciso le mosche di Cervignano, ma non è arrivato il ferro, c'è occasione per Tolmezzo, mancano 3 secondi, chissà se ne è accolto Adami, sì, cioè Adami se la di tabella, Adami di tabella, spara una preghiera accolta dagli dei del basket, e Stefanutti non era proprio neanche, non si era neanche accorto che stavano scadendo il tempo. Primo periodo che va in archivio sul punteggio di Credi Friuli Cervignano 26, Metallica Tolmezzo 18. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo D'Or 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo D'Or 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo D'Or 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo D'Or 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto.
Secondo periodo al Palazzetto dello Sport di Cervignano, in campo per l'anticipo della nona d'andata del campionato di Serie C regionale, i padroni di casa della Credit Friuli Cervignano in maglia bianca e la Metallica Tolmezzo in maglia blu. Cervignano ha 2 punti in classifica, Tolmezzo ne ha 4. Scontro già in chiave salvezza tra le due formazioni, 26-18 il punteggio, più 8 per Cervignano dopo i primi 10 minuti. Il Lunetta con i tiri liberi Thomas Bartolini, subito il fallo nella sua penetrazione precedente. Bartolini che ha segnato da 3 punti a pochi secondi al termine del primo quarto. Si è sbloccato e adesso realizza anche il tiro libero del più 11, del più 9, 27-18. Cianciotta. Stefanutti si spazia rispetto al difensore per attaccare Bartolini dal palleggio. Stefanutti spezza un paio di raddoppi di forza, 4 ruote motrici. Enna Stefanutti, meno 7 Tolmezzo, 27-20. Conti, palleggio, resto e tiro dal gomito dell'area, c'era forse anche contatto, poi Contin quasi recupera il pallone per un passaggio d'uscita un po' sufficiente da parte di Ildefonso, che viene poi sostituito da Picottini, manda in campo il numero 10 Adami. 1 minuto giocato nel secondo quarto. Organizza lo schema Stefanutti, ma è aggressivo Bartolini, lo è anche Mazza che recupera il pallone. Picottini probabilmente sta organizzando con la sua panchina un'endovena di caffeina ai suoi che stanno giocando senza la dovuta concentrazione. Guarda qua, Contin recupera anche questo, poi si invola in contropiede, serve la corrente Sbicego che ha coperto la corsia laterale con i tempi giusti. Più 9 Cervignano. Stefanutti arriva al ferro, ancora sbaglia Stefanutti, però il rimbalzo offensivo è di Pappalardo che mette il ritmo fra Cescatto. Cescatto sbaglia la tripla, ma a rimbalzo c'è il fallo di Adami, visto dall'arbitro Penzo. Adami va a chiedere Lumi, l'arbitro dice: caro Michele, è fallo, per cui si gioca e palla per la Credit Friuli. 8:13 al termine del secondo quarto. Sbicego non riesce a trovare ricettori, deve inventarsi qualcosa Bartolini, perché saranno per scadere 24 secondi. Bartolini di step back, tiro moschicida e poi parte il contropiede della Metallica, chiuso con il layup da parte di Bartolini. La Metallica risale a meno 7, 29-22, chiama subito timeout Portelli a 7 minuti e 47 secondi al termine del secondo quarto. Dopo il timeout, 7:45 al termine del secondo quarto. Credit Friuli Cervignano in maglia bianca 29, Metallica Tolmezzo maglia blu 22. Cotugno e Penzo gli arbitri. Un attacco da Credit Friuli. Zorat gli sfugge per un attimo la boccia, ma poi la recupera. Vuole attaccare Pappalardo, si palleggia sul piede. Diciamo azione rivedibile da parte del numero 18. E palla per la Metallica che deve recuperare 7 lunghezze. Tamigi. Ottiene l'uscita dai blocchi di Cianciotta. Adami dal lato debole si fa dare il pallone, poi spara la pallombella che si stampa sul secondo ferro. È già dall'altra parte Mazza. Cerca di organizzare l'azione offensiva cervignanese. Bartolini sul blocco di Zorat che poi si apre per il pop da 3 punti. Eccolo, palleggio resto e tiro da parte del numero 18, fatto bene, però tiro è sbagliato. Cianciotta.
lui che gestisce l'azione d'attacco della Metallica, chiusa da una tripla di Pappalardo, solo Cotone. -4 per la Metallica, 29-25. Pappalardo a questo tiro coi piedi per terra, ma efficace. Prova a prendere la pariglia, ammazza ma sbaglia la tripla e break Tolmezzino con Stefanutti che ha una mezza idea, poi dice a Cianciotta vai tu, e Cianciotta buca facilmente, salta facilmente la prima linea difensiva. Non ci sono altre linee difensive organizzate da Portelli. Tolmezzo è a -2, 29-27, quasi recupera anche questo possesso, ma resta in zona d'attacco da Credi Friuli. Allora il tecnico della Cervignanese si decide a rimandare sul parquet di Just col numero 20 e Vignuda col numero 11 al posto di Mazza e di Zorat. Sbicego che non guarda il canestro, non attacca Damian, si lo fa da palleggio Sbicego. Il layup in sottomano da parte del numero 6, fatto molto bene, 31-27, più 4 Credi Friuli, che dunque torna a segnare dopo un piccolo periodo di secca. Pappalardo, palleggio, resto, tiro di tabella, sbaglia ma poi segue il rimbalzo, recupera anche il suo posto. No, la palla è per Sbicego che ha preso coraggio, ha preso anche energia dalla bella azione precedente. Adesso chiama in causa di Just che arriva a rimorchio, spara la tripla, sbagliata dalla capitana cervignanese. Amici, Pappalardo nell'angolo, sbaglia la tripla. La palla è per la Credi Friuli, anche se protesta un po' Adami. Altro cambio per Cervignano, entra in campo il numero 14 Allegrini al posto di Bartolini e Contin può organizzare l'azione offensiva. 5 minuti al termine del secondo quarto, più 4 Cervignano. Ma sotto canestro su di Just c'è un fallo di Pappalardo, prontamente chiamato dall'arbitro Penzo, mentre Picottini spedisce sul parquet il numero 19 Hermes Job e il numero 7 Fabio Mareschi al posto di Cianciotta e di Pappalardo. Sì. Di Just aveva il piede sulla linea dei 6,75, difatti l'arbitro Cotugno giustamente convalida solo il tiro da 2, però è più 6 per la Credi Friuli che torna a riprendere quota. Tamigi, Mareschi, paio di finte, paio di blocchi granitici da parte di Adami. La palla è per Hermes Job che deve andare al tiro perché stanno per scadere 24 secondi. Job si incarta, peccodisce da solo, cade e perde la palla. Possesso per la Credi Friuli. Mi piacerebbe essere lì nella zona della panchina tolmezzina, più che altro per capire come coach Picottini abbia commentato questa azione offensiva dei suoi. Resta in attacco Cervignano. Andiamo a leggere i quintetti sul parquet anche per fare un po' d'ordine. Cervignano in campo con Allegrini, Vignuda, Contin, Di Just e Sbicego, mentre la Metallica Tolmezzo è in campo con Job, Adami, Mareschi, Tamigi e Stefanutti. Altro extra possesso per la Credi Friuli. 4:13 al termine del secondo quarto. Vignuda allo scadere del 24, Contin da 3 punti, sbaglia Contin e stavolta Tolmezzo non lascia spazio e scampo agli avversari, mantiene il possesso. Job non ha ancora combinato nulla, mancano 10 al termine del 24, provano a giocare a 2 sul lato Adami e Stefanutti. Adami in post basso, Adami rincula verso il canestro, mentre un'altra infrazione di passi. È più che il duello Adami-Sbicego, qui vale la pena di seguire il duello Adami-Penzo, arbitro Penzo. Anche Picottini cerca di intervenire nella contesa, c'è un time out chiesto proprio dall'allenatore Carnico. 3 minuti e 43 secondi al termine del secondo quarto. Credi Friuli 33, Metallica 27.
3:43 al termine del secondo quarto, 33 Credi Friuli maglia bianca in attacco, 27 Metallica al mezzo e maglia blu in difesa. In possesso di palla c'è Vignuda che deve liberarsi dalla marcatura stretta di Tamigi. Pick e pop con Di Just, che poi spara la tripla frontale di Just in faccia a Mareschi. Jacopo sa il Di Just, rimanda a +9 la Credi Friuli. Tutto quel che fa in attacco a sprazzi la Metallica lo disfa in difesa. Alto post-up di Adami e stavolta sì, l'arbitro Cottugno, che è quello di fronte ai giocatori, vede il fallo del difensore cervignanese. Con un pizzico di sorpresa direi che è il primo fallo subito da Adami, che secondo me di colpi ne aveva presi almeno 3 o 4 nelle azioni precedenti. Ildefonso adesso va con i due lunghi Picottini. Adami, qui forza l'iniziativa. Stefanutti a 3 punti, tiro Sbilenco sbagliato da Stefanutti, ma Adami lotta rimbalzo e resta lì con la palla. Interviene anche Di Just a rifugiarsi in palla 2. Poi Di Just va da Adami e dice sì, ma giochiamola ad armi pari. Beh, direi che a livello di tonnellaggio ci siamo, forse può esserci qualche differenza a livello di intensità. Continua il duello tra Picottini, Adami e Penzo. Adesso l'arbitro va dal tecnico Carnico a dirgli coach, stiamo tranquilli. Mi sa che c'è stato anche un richiamo ufficiale. 2:56 al termine del secondo quarto. Stefanutti, il lob per Ildefonso, che secondo me Fabiano Ildefonso neanche si è accorto di avere Vignuda appeso alle spalle. Tanto magro e Vignuda, tanto corpulento Ildefonso, ma alla fine c'era stato il fallo chiamato dall'arbitro Penzo, che ha mandato in lunetta con 2 tiri liberi Ildefonso. 2 minuti e 50 secondi al termine. Fabiano in lunetta segna il primo personale a sua disposizione, che secondo me Vignuda pesa come un braccio di Ildefonso, così a occhio e croce. Sbaglia il secondo tiro libero Fabiano, sempre -8 per la Credi Friuli, cioè per la Metallica. Adesso la Credi Friuli perde il pallone, un'esagerazione di Bartolini, solo di messa in zona d'attacco. No, c'è la fallo proprio di Bartolini, fallo in attacco di Bartolini. Fallo di sfondamento a Bartolini, mentre Portelli richiama in panchina Vignuda, manda al suo posto in campo il numero 4 Contin. 2 minuti e 40 secondi al termine del secondo quarto, 36-28 per la Credi Friuli sulla Metallica. Non una gran partita onestamente, però sono punti pesanti e giustamente le due formazioni ce la stanno mettendo tutta per conquistare un successo che darebbe ossigeno sia a Cervignano sia a Tolmezzo, una classifica ancora un po' asfittica. Di Just piazza la tripla in faccia da Adami, Jacopo Di Just, più 11 Cervignano, trascinata dal proprio capitano. Certo, Adami in difesa ha preso un giro di riposo, adesso prova a rispondere il numero 10 ma sbaglia la tripla frontale. Si invola Contigni in contropiede, mette il ritmo Allegrini, che in bello stile dall'angolo piazza il jump delle più 13 e questo è il massimo vantaggio della Credi Friuli quando siamo già entrati negli ultimi 90 secondi del secondo quarto. Francescatto, Ildefonso in post basso, Ildefonso contro Di Just, spinte e spintoni tra i due giocatori. Altro fallo chiamato al capitano cervignanese, primo fallo per Di Just. Come fa a essere solo il primo fallo di Just? Ma adesso perplesso. Ildefonso in lunetta,
2 su 2 per Fabiano, 30 punti per Tolmezzo, sono 41 quelli della Credi Friuli. C'è Sbicego da solo sotto canestro, ma non lo vede Allegretti. Conti spezza la prima linea difensiva della Metallica, poi però sbaglia il jump dalla lunetta. Può riportarsi in attacco la Metallica. Bello l'assist di Stefanutti per Ildefonso. Si oscura la vallata attorno a Ildefonso, che non vede luce verso il canestro. Adesso Conti deraglia. Nella zona delle operazioni c'è Tamigi, che però con la spina dorsale calpesta la linea laterale. Conti, ultimo minuto nel secondo quarto, più 11 Credi Friuli in attacco. Conti, un paio di finte, poi di hesitation, ma poi gira al largo. Allegretti non sa bene cosa fare, poi decide di sparare del jump in faccia a Francescatto. Tiro forzato, senza ritmo, senza rimbalzisti soprattutto. È già dall'altra parte la Metallica. Tamigi prova a ribaltare il lato, ma si rimane lì. Ildefonso da 3 punti, frontale, sbaglia la tripla e non può andare fino in fondo. Oh sì, no, c'è un secondo di discrepanza tra il cronometro dei 24 e quello della partita per la Credi Friuli. Conti andrà comunque al tiro al 24esimo secondo per non lasciare troppo spazio all'avversario. La Credi Friuli lo fa Sbicego dall'angolo, sbaglia il rimbalzo. C'è il fallo di Just. Quindi fallo su rimbalzo offensivo, però la palla ce l'aveva di Just, allora perché sono 2 tiri? Al di là del bonus? Non ho capito. E va in lunetta Francescatto, che però non era vicino di Just, e allora a chi ha fischiato fallo l'arbitro, penso? Non ho capito. A Just, sì, perché è secondo fallo. Due su 2 per Francescatto, a 3 secondi dal termine c'è un time out chiesto da Portelli, che vuole organizzare l'ultima azione offensiva. Tre secondi, deve tirare presto, vediamo cosa ha disegnato scusate, Portelli ha chiamato time out per fare questa azione. Vabbè, il secondo quarto va in archivio sul punteggio di 41 Credi Friuli, 32 Metallica Tolmezzo. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000.
Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta SPA. 20 punti vendita. La passione di una famiglia. La professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Secondo tempo al Palazzetto dello Sport di Cervignano, in campo la Credi Friuli maglia bianca, padrona di casa, contro la Metallica Tolmezzo in maglia blu, e la nona di andata del campionato di serie C regionale. Anticipo su FVG Sport Channel, 41-32 più 9 per Cervignano dopo i primi 20 minuti. Allo scadere del 24esimo secondo Tommaso Bartolini inaugura bene il terzo quarto, più 11, e da tiro da 2 va il piede sull'arco dei 6,75. Cianciotta, quintetti sul parquet, Tormezza in campo con Cianciotta, Francescatto, Idelfonso, Tamigi e Stefanutti. Cervignano è in difesa con Contindi, Just, Bartolini, Vignuda e il numero 13 Zucchetto. Bel canestro di Idelfonso, che tiene almeno 9 i suoi. Vignuda attacca dal palleggio, subisce il fallo di Stefanutti, che dice all'arbitro Penzo: guarda che io ho preso la palla. L'arbitro Penzo dice sì, la palla ma anche il polso, e quindi è fallo, rimesso in zona d'attacco per la Credi Friuli. Penzo e Cottugno sono i due arbitri, Portelli è il tecnico della Credi Friuli, Piccottini coach della Metallica. Bartolini non ribalta al lato, si resta qui con Di Just che attacca dal palleggio, va a sfidare Idelfonso che lo stoppa. In tribuna qui a... Aspetta, seguiamo ultimi 3 secondi. Bartolini, fadeaway di Bartolini, difesa inesistente da parte di Francescatto, e Bartolini piazza il più 11, 45-34. Dicevamo in tribuna qui a Cervignano c'è anche Matteo Cossaro, che è al momento l'allenatore della Trevisan Lattisana dopo l'esonero di Andrea Juric. Sarà ancora lui a guidare
la Tisana nella prossima partita. Poi vediamo quale sarà la scelta del presidente Pettillo, del consiglio direttivo della tagliamento della Tisana. Just deve andare al tiro perché stanno per scadere 24 secondi di Just attacca l'argomento dell'area, sbaglia. Back mezzino con Tamigi, Stefanutti, un paio di virate. Ildefonso taglia coi tempi giusti, bello anche l'assist di Stefanutti. 2 tiri liberi per Fabiano. Giocati 2 minuti e 6 secondi in questo terzo periodo a Cervignano del Friuli. Segna entrambi i personali a sua disposizione Ildefonso. -7 per il Tolmezzo, 45-38 punteggio. Per il Friuli in attacco con Vignuda che sfrutta il blocco di Bartolini. Adesso il tiro dal gomito, sbaglia Vignuda, rimbalzo di Ildefonso senza saltare. Fa viaggiare, fa ripartire la manovra offensiva della Metallica. Cianciotta dall'angolo sbaglia, ma ancora Ildefonso a rimbalzo, poi commette l'errore di mettere palla per terra. Fabiano, se la tenevi là sopra la testa forse avevi maggiore fortuna. Si distende in transizione offensiva la Cali Friuli che piazza la tripla con Zucchetto, uccide le mosche di Cervignano ma non arriva al ferro Zucchetto. Tamigi, lui c'è l'altro numero 4 Conti. Cianciotta, lui c'è proprio Vignuda, Cianciotta veleggia nel pitturato cervignanese, va a realizzare il -5 per la Metallica. 45-40, arriva il rimorchio di Just, poi mette tipo Conti, tiro da 2, aveva il piede sull'arco dei 6,75, sbaglia comunque Conti. E adesso Tolmezzo ci crede, punta a colmare ulteriormente il gap. Francescato, posizione profonda per Ildefonso che mette in ribotta. Tre secondi chiamato dall'arbitro Cotugno. 6:20 al termine del terzo quarto. 45-40 più 5 per la Cali Friuli e a zona la Metallica, fronte pali 2-3. Zolat sale in post alto ma non ha compagni liberi, allora decide di andare con Vignuda che prova lo step back dalla lunetta, sbaglia. Di esperienza di Just, recupera l'imbalzo, lo stoppa Ildefonso ma la palla è sempre per Cervignano. Si è riciclato a 14 il cronometro dell'azione offensiva. Contin da 3, altro tiro Moschicida e esce da Alcatraz con la palla in mano Stefanutti che si distende in contropiede, poi in qualche modo di ball handling mantiene il possesso, si estende per andare a piazzare il sottomano del -3, 45-42, e Portelli chiama time out a 5:43 al termine del terzo quarto. (5:38 al termine del terzo quarto). 45 Cervignano in attacco, 42 Tolmezzo in difesa. Cervignano era anche a più 13, adesso Tolmezzo ha ridotto le distanze. Vignuda dai 6 metri segna Vignuda con un pizzico di fortuna, la palla ha un effetto favorevole al giovane talento cervignanese. Francescatto che non guarda mai il canestro. Ildefonso nel cuore dell'area, Ildefonso ottiene il perno, poi si gira per un semigancio, piglia il palo Ildefonso e poi a metà campo c'è il fallo di Francescatto ai danni di Bartolini.
di Just. Sale Zorat in posto alto, tripla frontale di Zorat, si stampa sul secondo ferro, ma ancora in attacco la Credit Friuli con il vivace Vignuda. Mentre a seguire Zorat c'è un fischio dell'arbitro Cotugno che ha visto il cronometro dei 24 secondi non al punto in cui riteneva giusto fosse, quindi ci sono 9 secondi ora a disposizione della Credit Friuli per andare al tiro. Bartolini non ci pensa due volte, spara da 8 metri, sbaglia. Stefanutti, Francescatto, la palla era per Ildefonso, buona idea di Francescatto, non riesce a recuperare la Zorat che tentava l'intercetto. Rimessa in zona d'attacco per la Metallica. 4:28 al termine del terzo quarto, più 5 Cervignano, 47-42. Francescatto ribalta al lato, ancora Ildefonso, Tamigi da 3 punti, Tamigi sbaglia, buon tiro però, buona azione congegnata dalla formazione ospite. Vignuda mette in ritmo Bartolini, ma la palla arriva al custode del palazzetto di Cervignano. Era un tiro aperto per Bartolini. Cambio per Portelli che richiama in panchina proprio Vignuda, ma nel campo sul posto numero 12 Mazza. 4 minuti al termine del terzo quarto. Altra occasione per Tolmezzo per ridurre ancora il gap che al momento è di 5 lunghezze, 4-7-4-2. Tamisi. Stefanutti subisce il fallo di Zorat. Si è sentito lo schiaffo fino qua su sulla piccionaia del palazzetto di Cervignano. 2 tiri liberi per Enrico Enna Stefanutti. Realizza solo il secondo personale sulla disposizione, il numero 8 Tormezzino, buono comunque per il meno 4 della Metallica. Bartolini arriva a rimorchio, tripla di Bartolini, è sfortunato, la palla entra ed esce. Il rimbalzo è per ancora Stefanutti, protagonista in queste fasi dell'incontro per la squadra di Picottini. Francescatto tende che esca qualcuno dai blocchi, c'è Tamigi, Ildefonso in post basso, Ildefonso, frazione di passi di Ildefonso. Infrazione di passi sesquipedale perdonata dagli arbitri. Fabiano realizza, appoggia la tabella il meno 2 per i suoi. Dall'angolo Zorat, guarda il canestro, sbaglia ancora Ildefonso a rimbalzo. E adesso Tolmezzo a meno 2 con la palla in mano può pensare a qualcosa di molto positivo per i propri colori. Francescatto nell'angolo, Stefanutti attacca dal palleggio, subisce il fallo di Zorat che non aveva la ortodossa posizione difensiva. Terzo fallo di squadra per Cervignano, rimessa in zona d'attacco per la Metallica. Cervignano che sostituisce Zorat con Sbicego a 2:54 al termine del terzo quarto. Riciclato a 14 il cronometro dell'azione offensiva, a zona la Credit Friuli, 2-3 con Mazza e Contin come fronte pari, come prima linea. Cianciotta, il terzo tempo sbaglia, la palla però aveva toccato il ferro, quindi riciclati altri 14 secondi a disposizione della Metallica. Sempre a zona la Credit Friuli. Francescatto, sarebbe Ildefonso sotto canestro, Francescatto però preferisce esplorare altre opzioni, trova sempre Ildefonso, si addormenta la seconda linea difensiva della Credit Friuli ed è parità a quota 47, per cui Tolmezzo rientrata da meno 13 di Just, prova a svegliare, a suonare la carica, a svegliare i suoi, sbaglia la tripla
e adesso l'inerzia è tutta per la Metallica. Cianciotta aveva una mezza idea di tirare, poi invece preferisce giocare l'azione manovrata, però bisogna andare a tiro perché stanno per cadere 24 secondi. Allora Cianciotta forza un tiro, sbaglia e adesso la palla è per la Credit Friuli, anche se secondo me quel rimbalzo sul ginocchio di Mazza è sospetto. Cambio per Tolmezzo con Picottini che richiama in panchina Ildefonso e manda in campo Adami. Ultimi 100 secondi in questo terzo quarto. Mazza sotto il blocco di Sbicego, poi ancora di Just, si aggrappa al suo capitano la Credit Friuli per ritrovare la via del canestro, e cosa di meglio di un assist di Just per la tripla di Bartolini che rimette punti sul tabellone, sul referto, e buoni per il +3 della Credit Friuli, 50-47. Francescatto lasciato libero di tirare, troppo solo Francescatto, non si è emozionato evidentemente. E qui Stefanutti commette fallo a metà campo su Bartolini, terzo fallo di squadra per la Metallica. Picottini sul cubo dei cambi, Pappalardo al posto di Cianciotta. Una difesa più aggressiva il coach Tolmezzino. Bella scenetta con Pappalardo che andava a cercare proprio Bartolini per appiccicarsi al bomber cervignanese. Contin e cambia anche mano in area per evitare il difensore. Sbaglia Contin, contropiede Tamigi servito da Stefanutti. -1 per Tolmezzo, 5-0, 4-9 di Just, tripla frontale sbagliata ancora. Contin che poi con lo stesso movimento recupera il rimbalzo, fa volare in contropiede Stefanutti che va a depositare le up del +1 per la Metallica. 5-1, 5-0, 20 secondi al termine del terzo quarto. Credit Friuli in rottura prolungata. Contin decide di andare fino in fondo, anche perché c'è esatta corrispondenza tra il cronometro del 24 e quello della no, non decide di andare fino in fondo proprio per niente, sforza una situazione, poi ancora un altro tiro allo scadere, e come già Adami a fine secondo quarto, adesso Contin fine terzo quarto imbuca la tripla del +3, +2 dovrebbe essere, invece gli è andato da 2. +1 per la Credit Friuli, 5-2, 5-1. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom,
per la casa. Gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare, cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Zanutta SPA. 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Quarto periodo a Cervignano del Friuli, nona di andata del campionato di Serie C regionale, l'anticipo televisivo di FVG Sport Channel è Credi Friuli Cervignano contro Metallica Tolmezzo. Cervignano maglia bianca, Tolmezzo maglia blu, 5-2, Cervignano 5-1, Tolmezzo che diventa 5-4-5-2 con la tripla di Francescatto, che poi recupera anche un altro pallone e aveva una idea meravigliosa di servire Tamigi che stava tagliando dietro la seconda linea difensiva cervignanese. Palla recuperata da Contin, Quintetti in campo, Cervignano in campo con Sbicego, Bartolini, Contin, Di Just e Mazza. Mentre negli autoscontri lì nel post alto c'è il fallo di Pappalardo ai danni di Sbicego. Tolmezzo su parquet con Adami, Stefanutti, Tamigi, Pappalardo e Francescatto. E c'è anche un tiro libero a disposizione di Just per il fallo tecnico alla panchina tolmezzina. Realizza Di Just il personale. Un po' di messa in zona d'attacco per la Credi Friuli. D'altronde Picottini era stato anche richiamato nel secondo quarto e quindi è chiaro che a questa ulteriore protesta abbia subito il fallo tecnico. 5-4 mezzo, 5-3 Cervignano. Di Just dal palleggio, Adami difende, blocco di Sbicego, Di Just deve andare da Mazza allo scadere del 24esimo secondo, Mazza sbaglia, Adami recupera il rimbalzo difensivo, fa viaggiare Stefanutti. Francescatto, Adami, extra pass per Pappalardo dall'angolo allo scadere. Sfortunato Pappalardo, la palla entra ed esce. Just. Pappalardo aumenta il voltaggio della difesa, un paio di blocchi di Just non propriamente ortodossi. Conti insegna col fallo, però qui sui 2 blocchi nel post alto di Just gli arbitri hanno
evitato di chiamare qualsiasi cosa, hanno girato lo sguardo dall'altra parte e Contini è andato a realizzare il tiro da 2 col potenziale gioco da 3 punti, che non va a segno, e allora è sempre 5-5-5-4 più 1 per Cervignano a 8 minuti al termine. Sempre la zona, la Credi Friuli. Stefanutti, paio di passaggi est-ovest. Francescatto da 3 punti più. Occhio che Pappalardo poi riesce nel miracolo. Si addormenta la Credi Friuli. Più 2 Metallica con Picottini che richiama in panchina Tamigi e manda in campo il numero 12 Cianciotta. Adami a 3 punti, sbaglia Adami. Bartolini è già dall'altra parte con la transizione offensiva, passaggio di tocco per Sbicego, fatto molto bene. Parità a quota 57, 7:28 al termine del quarto periodo. Stefanutti sotto il blocco di Pappalardo, Adami, una finta, palleggio, arresto, tiro, 2 punti in faccia di Just, che infatti si rammarica. È un canestro di classe per Michele Adami, più 2 per Tolmezzo, che ritorna alla difesa individuale. Sbicego aveva un mismatch favorevole con Cianciotta e Sbicego cerca di sfruttarlo, poi però spara una tabellata e non gli permette di realizzare il canestro. Adami subisce un altro fallo da Di Just, però Di Just mi fa impazzire perché non si sa come, non si sa perché, ma gli fischiano sempre meno della metà dei falli che commette e ci vuole esperienza anche in questo. Francescatto, blocco di Pappalardo, ma resta Zucchetto con il numero 5. Francescatto mette in po' Stefanutti, la finta di Stefanutti che arriva al canestro con un paio di hesitation in palleggio di eccellente fattura. Poi Credi Friuli non sfrutta il contropiede primario, si cerca ancora l'1 contro 1 di Contin che serve Sbicego. Sbicego viene spintonato da Cianciotta, il fallo buono chiamato dall'arbitro è quello di no, è il fallo di Adami invece, e per Adami trattasi del terzo fallo personale. Sì, avevo contato bene. 2 tiri liberi per Sbicego, meno 2 Cervignano, 5-7-5-9 a 6 minuti e 10 secondi al termine del quarto periodo. Due su 2 per il pivottone cervignanese. Sbicego adesso va anche in panchina, sostituito da Zorat. 59 pari a 6 minuti e 10 secondi al termine. Tifosi da una parte e dall'altra che incitano le rispettive formazioni. Francescatto, meraviglioso l'assist per Cianciotta, no look quasi dal lato per Francescatto, che è sempre stato un passatore sopraffino. Contin, che è sempre stato un attaccante invece, un razzente playmaker. Adami pericoloso, passaggio di uscita dopo rimbalzo, apertura di transizione. Stefanutti gestisce lui, Cianciotta, adesso Francescatto gioca proprio da guardia. Cianciotta deve inventare dal palleggio, si rifugia in Adami, ma il pallone è intercettato. Ci sono solo 5 secondi a disposizione della Metallica per andare al tiro.
a occhio e croce Adami in uscita dal blocco. Vediamo se avrà avuto ragione. Non era neanche quotabile. Adami di tabella quasi. Sbaglia la tripla, ma vola a rimbalzo Pappalardo, ma è più destro di lui di Just. Già dall'altra parte la Credi Friuli con Bartolini che sfrutta il blocco di Just. Poi di Just va a prendersi il post-up impedito da Stefanutti. Sbaglia la tripla Zorata, rimbalzo ancora di Just, brucia sul tempo i rimbalzisti Carnici e va a guadagnarsi il fallo di Francescatto e 2 tiri liberi. -2 Cervignano, 5-9-6-1, 4-56 al termine del quarto periodo. No, non tiri liberi, sono rimessi in zona d'attacco. Poi mi spiegherete perché Zucchetto non ha passato la palla a Contin, che era sotto canestro, libero di andare al tiro. Bartolini dietro il blocco di Just. Bartolini attacca dal palleggio, va a sbattere contro Francescatto. Alla peggio Bartolini. Con il quarto fallo di Francescatto. Manca poco che l'abito penso faccia comprare anche il Mastro Lindo per pulire tutto il parquet di Cervignano. 4:43 al termine della partita. In lunetta Bartolini coi tiri liberi. Sbaglia il secondo tiro libero Bartolini. 6-1-6-0 più 1 Tolmezzo. 4:35 al termine. Altro fischio adesso per un fallo di Zucchetto ai danni di Francescatto. Secondo fallo di squadra della Credi Friuli, rimessa in zona, quarto fallo di Zucchetto tra l'altro, e rimessa in zona d'attacco per la formazione ospite. Stefanutti veleggia in aria, subisce il fallo di Just. Questo sì era fallo, anche se a rigor di regolamento di Just era salito sul suo cilindro, però ha staccato i piedi da terra e aveva le braccia non perfettamente allineate, per cui ci può stare questo fallo. 2 tiri liberi per Enan Stefanutti. 4:28 al termine. Realizza solo il secondo, il numero 8, più 2 per la Metallica. Esce Francescatto, rientra Ildefonso, numero 21. Quintetto in campo, Cervignano è sul parquet con Contin di Just, Bartolini, Zucchetto e Zorat. E Tolmezzo è sul parquet con Ildefonso, Stefanutti, Adami, Cianciotta e Pappalardo. Sbaglia la tripla Bartolini, forzata. Cianciotta. Stefanutti attende il posizionamento di Delfonso, ci sarebbe l'alto basso tra Adami e Delfonso. Questo è fallo in attacco di Adami ed è il quarto fallo per Michele Adami. C'è un time out chiesto da Portelli a 3 minuti e 55 secondi al termine della partita. 3:55 al termine del quarto periodo qui a Cervignano del Friuli, nona di
andata del campionato di Serie C regionale. In campo la Credi Friuli Cervignano in maglia bianca contro la Metallica Tolmezzo in maglia blu, più 2 Tolmezzo, 6-2-6-0. In attacco c'è Cervignano con Bartolini, a cui Stefanutti taglia la strada fallosamente. Fallo al numero 8, quinto fallo per Stefanutti. No, era di Pappalardo allora il fallo. Quinto fallo di Pappalardo allora, che esce dalla partita. Bartolini lunetta con i tiri liberi. Segna solo il secondo il bomber cervignanese, -1 per la Credi Friuli, 6-2-6-1, 3:33 al termine. Tamigi contro Contin. Adami monta una discreta guardia su lui di Just, che sa che Adami è pericoloso anche da quelle distanze, può scoccare triple. Siderali, Cianciotta, paio di finte. Eccolo Adami dal palleggio, tenta un qualcosa di complicato. A metà tra un tiro, un assist e un non so che cosa. E adesso Cervignano può sfruttare l'occasione per mettere il naso avanti. 3 minuti al termine. Di Just, end off per Bartolini, poi blocco del numero 20. Adami esce con un ottimo screen, però la palla è sempre per Cervignano, riciclato a 14 km dell'azione. Zucchetto da 3 punti, sbaglia e ancora continua l'imbalzo. Poco manca che segni col fallo di Ildefonso. Se fosse di Fabiano dovrebbe essere il quinto fallo. No, primo fallo di Ildefonso. No, non è fallo di Ildefonso, no, appunto, è fallo di Tamigi probabilmente. Infatti sospiro di sollievo per Fabiano Ildefonso, ma ci sarà in lunetta con i tiri liberi Contin. 6-2 Tolmezzo, 6-1 Cervignano, 2 minuti e mezzo al termine. Preciso Contin ai tiri liberi, più 1 Cervignano, 6-3-6-2, 2 minuti e mezzo. Partita si risolverà al photo finish. Punti delicati in ottica salvezza per entrambe le formazioni. Cianciotta, c'è Zucchetto davanti a lui, sfrutta blocco di Adami. Cianciotta dal palleggio, Cianciotta di forza, tiro forzato senza rimbalzisti. A buon gioco la difesa cervignanese. Contin rallenta i ritmi e decide di andare a cercare il tiro di Zorat. Fatto bene, si è liberato il numero 18, sbagliando però la traiettoria. Contropiede Tolmezzo. Tamigi attende l'arrivo a rimorchio di Adami. Poi in qualche modo Tamigi recupera il pallone, ma deve andare a tiro Tolmezzo perché stanno per 24 secondi. Cianciotta da 3, sbaglia. Vola di Just al rimbalzo, viene abbattuto dalla contraerea. Il fallo è di Ildefonso e questo è il quinto fallo di Fabiano. C'è anche un time out chiesto da Piccottini a 1 minuto e 36 secondi al termine del quarto periodo, su punteggio di Cervignano 6-3, Tolmezzo 6-2. Beffatto il telecronista, che pensava fosse il quinto fallo di Ildefonso, invece solo il secondo.
1 minuto e 36 secondi alla fine di Giusti Lunetta con i tiri liberi dopo il time out. Segna il primo il capitano cervignanese. Segna anche il secondo con un po' di fortuna, più 3, e questo è il massimo vantaggio cervignanese nel secondo tempo. Quindi con coraggio la squadra di Portelli si è riportata sotto, quando dal più 13 si è ritrovata sotto non ha mollato. Stefanutti da 3 sbaglia, Contin che mi sembra il più vivace, il più volitivo dei suoi, quello che ha giocato con maggiore continuità, almeno a livello di intensità questa sera. Entriamo nell'ultimo minuto di partita con Cervignano in attacco e 3 punti di vantaggio. Contin accelera, Contin, poi a tirare in drop, al rimbalzo di Just. Voleva anche il fallo a favore e forse non aveva tutti tolti il numero 20 della Credi Friuli. Tamigi rallenta i ritmi, quando invece in realtà Tolmezzo dovrebbe forse accelerare un po'. Tamigi butta via un pallone sanguinoso, recuperato dalla difesa della Credi Friuli. 30 secondi alla fine e adesso intravede lo striscione dell'ultimo chilometro la squadra di Portelli. Altro fallo subito da Bartolini e questo è il terzo fallo di Delfonso. Se quello di prima era secondo, questo sarà il terzo di Delfonso. Vediamo se anche al tavolo hanno la mia stessa visione. Sì, terzo fallo di Delfonso, 2 tiri liberi per Bartolini. Che segna il secondo e mette 2 possessi di distanza tra Cervignano e Tolmezzo, 6-6, 6-2 più 4 Credi Friuli. Esce Delfonso, al suo posto in campo Francescatto e Fabiano esce, si siede in panchina e chiede a Picottini: ma coach, perché mi hai tolto? E Picottini ha detto: beh, proviamo a fare qualcosa. Cianciotta voleva il fallo sul tiro da 3 sbagliato, dall'altra parte si vola in contropiede Zucchetto che va a realizzare il canestro della staffa. Poi Tolmezzo butta via un altro pallone, adesso Contin potrebbe andare al tiro per incrementare ancora. Bartolini a 3 punti, non va il suo tiro, ma comunque la Credi Friuli festeggia la seconda vittoria in campionato. 6-8, 6-2 il finale per Cervignano sulla metallica Tolmezzo, che si è un po' disunita nel minuto conclusivo dopo che aveva recuperato 13 punti di massimo svantaggio. Un arrivederci su FVG Sport Channel. Vi ricordo, dalla prossima settimana siamo anche sul canale 17 del Digitale Terrestre.